Buonasera, ben ritrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì e come di consueto ogni 15 giorni viene a trovarci il sindaco Massimo Bitonci di Padova. Buonasera signor Buonasera, sindaco, buonasera a tutti. tutto bene? Tutto bene? È stata una settimana travagliata, Sì, sempre, sempre travagliata. oggi parleremo un po' di tanti argomenti importanti, dai migranti all'ospedale a quello che è successo ieri a Mortisi, insomma sarà una puntata che i nostri telespettatori ascolteranno con molta attenzione, presumo. Bene? Bene, allora cominciamo. È passata bene la settimana, questo è il lato importante. Sindaco, allora il problema di Padova e della periferia sono il problema dei migranti, soprattutto dei clandestini che arrivano. Ovviamente nella provincia di Padova ce ne sono tantissimi, ma nessuno mai aveva raffigurato in effetti dove, come e quanti sono. Allora andiamo a vedere questo servizio e poi ci faremo un ragionamento sopra, Certo. vediamolo. Sono oltre 2.000 i richiedenti asilo assegnati alla provincia di Padova in base alla revisione delle quote che continuano ad aumentare, come testimonia il fatto che in aprile il numero annunciato dalla prefettura era di 1.400 persone. Per di più, quotidianamente arrivano in città pullman che trasportano i cosiddetti sovraquota, circa una ventina di immigrati al giorno. L'hub provinciale è quello istituito nel novembre scorso nell'ex base militare San Siro di Bagnoli, che ospita oltre 800 richiedenti asilo, 803 per la precisione, alloggiati tra camerate e una tenso struttura allestita nel cortile. Di questi 38 sono donne. La struttura è gestita da Edeco, la ex Eco Officina. Sono 130 invece quelli in carico alla cooperativa Percorso Vita, fondata da Don Luca Favarin. Questi sono dislocati in piccoli gruppi a Padova, città e provincia, secondo il principio della microaccoglienza. Poche sono le strutture che accolgono donne, che comunque arrivano in numero ben inferiore rispetto agli uomini. A Padova sono state accolte alla Casa Colori, alla Casa del Fanciullo, alla Croce Rossa e in una struttura gestita da suore alla Mandria. In provincia 20 sono ospitate a Piazzola sul Brenta, 72 sono ospitate tra Battaglia e Montagnana, con loro 34 minori. Sempre a Montagnana vivono circa 78 richiedenti asilo, mentre 20 sono accolti nell'ostello di Monselici, altrettanti in 3 strutture di Battaglia Terme. Nella vicina Torreglia, in 2 abitazioni, hanno trovato spazio una ventina di richiedenti asilo. Nella cintura urbana 90 ospita 70 immigrati, mentre una trentina sono quelli presenti a Rubano, 16 quelli ospitati a Vigo d'Arzare, fino a qualche giorno fa a Villa Sardella, momentaneamente sgomberata a causa di un'infezione di legionella. Anche Teolo, nella frazione di Feriola ai confini con Selvazzano, è stata scelta la microaccoglienza per una quindicina di persone. Non è esente l'Alta Padovana, gruppi ristretti o singoli nuclei familiari sono stati accolti in diversi comuni, tra cui Campo San Piero, dove non esistono strutture di accoglienza. La comunità si è fatta carico di una famiglia. Situazione incandescente intanto a Giarre, frazione di Abano, dove si trova la ex caserma Primo Rock, struttura individuata dalla prefettura di Padova per accogliere 200 migranti, alleggerendo così la zona a cavallo tra Padovano e Veneziano, dove insistono le ex basi militari di Conetta e Bagnoli, che in una manciata di chilometri ospitano oltre 1800 profughi, costituendo il polo di più alta concentrazione di migranti della regione. I cittadini delle Terme sono preoccupati del costituirsi di un hub nel proprio territorio, tanto da aver dato vita al comitato Abano Dice No, che organizza manifestazioni e raccolte firme per dire no all'arrivo dei richiedenti asilo. Situazione simile a Montegrotto, anche qui la gente è pronta ad alzare le barricate per non permettere alla ventina di migranti, il cui arrivo è previsto a breve, di varcare la soglia dell'ex Casa Santa Chiara, struttura di proprietà dei frati francescani Venezia, affidata alla cooperativa Città Solare, appunto per la prevista ospitalità. La scheda è minuziosamente preparata di Elisabetta Corazza con Tullio Trivellato, Complimenti. credo sia Un ottimo significativo. lavoro. Abbiamo cercato proprio di non, concludendo questa mattina, i numeri che sono in provincia di Padova, sono davvero tanti. Ma sono 2000, ma penso che questa poi sia la punta di un iceberg di quello che arriverà nei prossimi mesi e il prossimo anno. Perché in realtà avete visto che anche negli ultimi weekend ne arrivano migliaia e migliaia e decine di migliaia, quindi la suddivisione che è stata fatta è in base a quote diciamo vecchie, quindi c'è da attendere cosa arriverà poi con le quote nuove, quindi io penso che
I 2000 che sono in provincia di Padova probabilmente raddoppieranno, triplicheranno, perché questi sono i numeri nel momento in cui non si fa una politica diversa, che è quella di respingimento o una politica di accoglienza, però fatte magari nelle coste del Nord Africa. Se li vai a prendere, perché sembra quasi una barzelletta, andiamo a prenderle a pochi chilometri da dove partono, dalla Libia, dalle coste del Nord Africa, è logico che dopo molti di questi si buttano in mare con delle bagnarole. Abbiamo visto anche molti purtroppo sono anche morti, ci sono continui incidenti, continui naufragi, però io penso che sia un errore spingersi in mare fino alle coste per andare a recuperare questi barconi. Bisognerebbe riaccompagnarli e soprattutto c'è una latitanza, direi, molto pesante della comunità internazionale, sia a livello europeo che anche a livello dell'ONU. Il tema non può essere solamente il tema della Siria, su cui si sta parlando secondo me troppo in ritardo. Se ne parla adesso, bisognava parlarne molto tempo fa. C'è bisogno di un intervento di carattere militare, io direi massiccio, per bloccare questa guerra, ma soprattutto bisogna anche intervenire su questi migranti che non sono migranti che scappano dalla guerra, perché questi sono migranti che scappano dalla... Ma chi li ferma? La volontà c'è, ma chi li ferma poi, sindaco? Cioè, bisogna fermarli, bisogna mettere l'esercito, ma c'è la volontà politica di farlo. Io ho visto un... ma l'Europa deve prendersi carico di questi problemi, Però perché l'Europa ha lasciato lì se da sola penso, l'Italia se praticamente. penso le cifre spese ogni anno per la gestione di questi decine, centinaia di migliaia di migranti che si avvicinano a miliardi ogni anno, non milioni di euro, miliardi di euro, con questi soldi si potevano fare degli interventi molto importanti nei paesi da dove partono, sia attrezzare dei campi, ma anche aiutare economicamente quei paesi, cercare di dare una mano per le loro economie locali, e molti di questi non sarebbero partiti. Non è che mi fa un po' ridere quando sento anche o partecipo anche a trasmissioni a livello nazionale, dicono ma sono i flussi naturali, per cui non possiamo arrestarli, questi vengono, ma non c'è nessuno che parte dal proprio paese con la volontà di voler andare via. Cioè, anche chi è partito per esempio dal Veneto, dal nord Italia, ma moltissimi dal Veneto, in un arco di tempo anche abbastanza lungo tra prima della guerra e nel dopoguerra, per l'Argentina, per il Brasile, ci sono intere comunità di italo-argentini, italo-brasiliani, ci sono alcuni paesi dove si parla ancora il veneto, Certo. dove si parla magari un dialetto una lingua un po' antica che da noi, però nessuno di loro è partito in maniera così volontaria. Hanno altri tempi. Sono partiti ovviamente perché per la povertà, per i problemi che c'erano nel nostro territorio, quindi bisogna cercare di risolvere i problemi, perché la gente non vuole scappare, non vuole andare via dal posto dove anche gli stessi siriani, ed è qui c'è una latitanza, direi, molto pesante a livello internazionale, anche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Noi non possiamo vedere che bombardano continuamente, che c'è una popolazione che vive in mezzo alle macerie, che abbiamo visto hanno problemi di acqua, di reperire perfino l'acqua, perché non riescono più neppure a rifornirli di acqua. A livello internazionale bisogna caricarsi dei problemi dell'umanità, e caricarsi dei problemi dell'umanità è andare là e fermare questa guerra, anche attraverso un'interposizione di carattere militare. Questa è una cosa che mi sembra veramente incredibile che non si sia ancora fatto, perché i focolai in giro del mondo sono ben determinati, si conosce, si sa dove ci sono i focolai di guerra, ed è là dove l'ONU deve fare la propria azione e deve intervenire. Il Presidente del Consiglio poco tempo fa in Europa ha detto: visto che l'Europa non ci vuole dare una mano, ci arrangiamo noi. E anche l'Italia è rimasta sola nei confronti dell'Europa. Non c'è la volontà davvero di lavorare in maniera unita per poter fronteggiare questo problema, che è un problema importante. È rimasta da sola perché ovviamente chi abita in Austria, dove basta bloccare le frontiere per bloccare il flusso, o chi abita in Svezia o in Norvegia, certamente loro non vedono arrivare i barconi attraverso il mare del nord. Non prendiamo in giro la gente, quindi ovviamente ci sono popoli che sentono questo problema molto lontano.
anche la mossa fatta dalla Merkel e dalla stessa Germania si è rivelata una mossa anche dal punto di vista politico molto azzardato, perché in effetti anche i tedeschi si stanno chiedendo se aver aperto a 1 milione di profughi, ma quelli profughi veri peraltro, perché non sono quelli che vengono da noi che sono clandestini, quelli che sono andati in Germania sono siriani veri, Certo. quindi gente anche con una predisposizione al lavoro e una cultura molto diversa dai nordafricani, molti di questi anche con una cultura anche superiore, molti laureati che probabilmente troveranno anche un rimpiego all'interno della struttura e della società tedesca, cosa che invece io vedo molto difficile per questi ragazzotti dai 18 o anche minori fino ai 30 anni, vedo molto difficile che su questi si possa trovare una facile collocazione. In effetti li vediamo anche gli esperimenti che sono stati fatti da qualche comune di inserimento lavorativo sono durati qualche ora o qualche giornata e dopo sono naufragati, quindi non prendiamo in giro la gente dicendo che questi potrebbero pulire le strade o fare dei lavori alternativi. Allora, Sindaco Bitonci, Pirogando, specialmente il partito che fai parte, dice andiamo lì, li fermiamo lì, giusto? Questo però difficilmente succederà, mi sembra che in breve tempo non succederà, anzi ne arriveranno e sono previsti molti nuovi arrivi. Cosa succederà? Ma noi abbiamo l'obbligo di far sentire il nostro dissenso, cioè nel senso che i sindaci hanno l'obbligo di far capire, e lo stanno capendo anche i sindaci, gli amministratori del centro-sinistra, tanto che a Abano, io sono stato sabato scorso, ma poi c'è stata una manifestazione anche martedì sera, era difficile distinguere tra amministratori di centrodestra e di centrosinistra, perché si stanno rendendo conto anche loro che è un problema che è mal gestito. E dopo qual è come si risolve il governo, la prefettura il problema? Lo scarica sull'amministrazione comunale. Adesso il tema del governo e della prefettura che non hanno più risorse per pagare o che non pagano le cooperative, che noi da tempo che dicevamo guardate che questo è un business, ma arriverà il momento in cui non vi pagheranno più. Ed è arrivato. È arrivato, chi è che deve a questo punto prendersi in carico queste persone? Ma sapete che, e lo voglio dire a chi ci sta seguendo in questo momento, ma lo sapete che nel momento in cui ottengono lo status e il riconoscimento di profugo, e per fortuna sono una piccola percentuale, un 3-5%, possono chiedere tranquillamente l'iscrizione anagrafica nel comune di Padova, di Abano, in quel caso, nel momento in cui ottengono l'iscrizione, il carico della persona va in carico al comune. Cioè, il tema è che alla fine se un sindaco accetta di prendersi dei clandestini che dopo alla fine diventano dei profughi, con l'iscrizione anagrafica che ai sensi della norma anagrafica diventa a questo punto obbligatoria, il carico sociale va in carico all'amministrazione comunale, non più allo Stato, e quindi lo Stato si libera del problema. Però, Sindaco Bitonci, adesso abbiamo toccato il testo, praticamente tutte le parti politiche, oramai tutti i sindaci di tutte le parti politiche sono d'accordo nel dire basta, ce ne sono moltissimi, non possiamo più riceverli, però ripeto la domanda di prima, continuano ad arrivare e finché l'Europa non si deciderà a mandare, come diceva lei prima, l'esercito in Africa, in Siria, dove deve mandarlo, questi arrivano. I sindaci non li vogliono, cosa succederà? Una guerra civile tra immigrati italiani, tra comuni, tra abitanti? Cosa succederà? Perché la protesta c'è, continua, però capisco benissimo che non ha... Il tema è anche la domanda che è ben posta, perché alla fine bisogna anche dire cosa si fa adesso, cosa si fa, però anche è vero che ognuno di noi ha delle responsabilità, cioè non è che tu eleggi un sindaco che ha funzioni da prefetto, eleggi un sindaco che ha funzioni da sindaco, anzi non eleggi un prefetto, nominano un prefetto che ha le funzioni del prefetto, cioè nel campo dell'immigrazione non c'è una riga del testo unico degli enti locali che assegni delle qualifiche o delle responsabilità o dei compiti ai sindaci. È quello che io dico, quando si danno dei compiti ai sindaci, e negli ultimi 20 anni hanno scaricato una montagna di competenze ulteriori, perché quando non ce la fa il governo scarica sempre sull'ultima ruota del carro che diventano le amministrazioni locali. Allora, hanno scaricato servizi, competenze sulle amministrazioni locali senza adeguate risorse, però nel tema dell'immigrazione
non c'è una riga nel testo unico di competenze dei sindaci, quindi non sono i sindaci che devono decidere o trovare una soluzione, è una falsità questa. Allora Quando il prefetto dice certo. i sindaci non collaborano, perché dovrebbero collaborare? Non è mica una nostra competenza. È come una persona o qualcuno dice sì, ma perché il sindaco non incrimina e non arresta quella persona? Perché è attività della magistratura Certo. e delle forze dell'ordine, cioè non è compito del sindaco gestire il problema dei profughi, perché è un compito assegnato alle prefetture. Sindaco Bitonci, faccio la domanda in maniera diversa. Allora il sindaco mi ha parlato in maniera istituzionale, dice il sindaco ha questo, deve fare Dobbiamo questo. pensare ai cittadini e ai servizi ai cittadini. Io allora chiedo, invece che al sindaco Massimo Bitonci, al signor Massimo Bitonci, visto, non ripeto tutto quello che ho detto prima, che arriveranno ugualmente, cosa succederà al signor Massimo Bitonci per quanto riguarda gli immigrati? No, io sono perfettamente d'accordo che dobbiamo dare una mano ed accogliere anche con un diverso tipo di accoglienza i profughi, quelli veri, cioè quelli che scappano dalla guerra, meglio se famiglie intere, che così c'è un papà, una mamma, dei bambini e così non sono soggetti solo maschi o solo femmine, che sappiamo che quando è così, prima o dopo qualche problema si crea. Invece se ho una famiglia, la famiglia in un modo o nell'altro la si riesce a integrare meglio all'interno di una collettività. Siamo completamente in disaccordo su una accoglienza di persone che non sono profughi e quindi noi non vogliamo partecipare a questo sistema, quindi neanche la persona singola, Massimo Bitonci, che potrebbe tranquillamente dare una mano a persone che scappano da una guerra, sia singolarmente che economicamente, che con un alloggio, anche come sindaci. Quindi bisogna rimandarli indietro, cosa bisogna fare? Questi assolutamente bisogna rimpatriarli, bisogna che quel sistema che non funziona di riconoscimento deve essere fatto immediatamente e devono essere riportati con gli aerei, con le navi, direttamente nei paesi dove partono. Meglio ancora gli spingimenti, cioè salvano le persone, le caricano sulle navi, le riportano sulla costa e le fanno scendere. Questo è quello che dovrebbe fare, perché un sistema di questo tipo è ingestibile e la gente che ci ascolta sa benissimo che il problema non è gestito ed è una bomba atomica questa, perché ce ne sono 2000, ma 2000 non è niente rispetto a quelli che saranno il prossimo anno o fra 2 anni, se questo è il sistema che sta imponendo questo governo. Che arrivano. Sono 2000, questa è una domanda tecnica, questi 2000 percepiscono chi li gestisce 35 euro al giorno di tutti e 2000 oppure no? Allora, percepiscono una Jean de Poche, che in italiano è una specie di mancetta, giornaliera, non mi ricordo se di 1 euro, 2 euro, quello che è dei 35, che dovrebbe servire per le piccole spese. Il resto va ovviamente, ed è concordato con la prefettura, il resto va alle cooperative o chi gestisce, che deve fornire ovviamente il pasto, il vitto e l'alloggio. Però la cifra di 35 euro al giorno moltiplicata per il mese, e quindi per i giorni di un mese, da 1 migliaio di euro, che insomma è una somma direi cospicua. Ma li prendo tutti i 2000, sindaco Bitonci, quelli che abbiamo visto i dati che sono in provincia di Padova, parliamo di quelli che abbiamo visto sul territorio di competenza, li prendono tutti i 2000 e 35 euro? Tutti quelli che sono in gestione prefettura, presso cooperative, presso alberghi, sono tutti quanti introdotti all'interno di questo sistema di accoglienza. La domanda alla conseguenza, adesso mancano 600 milioni per i profughi, non ci sono. Cosa faranno queste, l'Ecofficina, le altre, quelle che hanno in mano il potere, uso questo termine improprio, dei profughi che arrivano in Italia, che non hanno i soldi per mantenere, li mandano via tutti, diranno andate fuori perché non abbiamo i soldi, cosa faranno? Non parteciperanno in più. Intanto
alle gare di assegnazione da parte delle prefetture, perché nel momento in cui capiranno che non pagano e che diventa un carico anche dal punto di vista finanziario, e poi probabilmente queste cooperative salteranno, perché loro Quindi, sicuramente si saranno indebitati con le banche per fare questo tipo di attività, non potranno star fuori con le spese e quindi la soluzione Sindaco Bitonci, bastano dare i soldi alle cooperative, non arrivano. C'è talmente semplice il concetto che se è diciamo un sistema per guadagnare soldi e per far girare denaro, per prendere soldi, basta non pagare più le cooperative e di conseguenza non arrivano più i profughi. sì, però la È prefettura, semplicistico come concetto. a questo punto si trova nella situazione di non poter più gestire il problema, perché tanto ricordiamo che questi ragazzotti non sono obbligati a stare nelle strutture. Cioè nel senso che possono girare tranquillamente e quindi molti di questi perfino scappano, quindi non è detto che tutti quelli che arrivino poi siano effettivamente quelli che rimangono all'interno. Voi avete dato dei numeri probabilmente di quelli che sono occupati all'interno delle strutture, ma tutti quelli che si sono persi in giro in questi mesi e in questi anni, che non hanno ottenuto lo status, che sono dei veri clandestini e che sono in giro per le strade, questi, chi è che li gestisce? Chi è che sa dove sono? Sono delle persone che non hanno carta d'identità, non possono avere documenti, possono avere cure sanitarie, perché sappiamo che la norma prevede che possono ricevere delle cure sanitarie, ma sono dei fantasmi che girano per la città, sono dei fantasmi che potrebbero essere tranquillamente attratti ovviamente alla criminalità, perché se tu non puoi fare nulla di regolare, magari vai a finire a fare lo spacciatore. Questo è il tema di tutta questa gente. E quindi noi ne parliamo, poi è un cavallo di battaglia che per la Lega, per Salvini questo, e noi ne parliamo da tempo, però la situazione comunque non mi sembra di capire. La situazione peggiora, non migliora. Peggiorerà e quindi davvero è preoccupante. Peggiora perché adesso, vediamo il caso di Abano, la caserma Prima Rocca è una caserma che può tenere più di 1000 persone, certo. Ne arriveranno 200, ma chi abita a Giarre, e io ho incontrato sabato anche una persona che ho subito riconosciuto perché peraltro ho sposato io, e mi ha detto: guardi, mi sono comprato la casa qua, e adesso mi sono anche pentito di aver comprato la casa, perché nel momento in cui arriveranno i 200 e magari saranno 800.000 e sono a 100 metri dalle abitazioni, cioè noi non usciremo più, perché alla fine questi saranno in giro per Giarre. Giarre è un tiro di schioppo da Abano e molti magari andranno verso Abano, in una città turistica, cioè in una città che vive prettamente di turismo, certo. con la crisi che c'è a Abano, perché sappiamo benissimo che da quando c'è stato quel problema col servizio sanitario tedesco, no, che non ha più pagato le spese relative alle cure termali, purtroppo dalla Germania c'è stato un calo spaventoso con investimenti che avevano fatto gli albergatori. Anche quindi... Abano, un problema di Abano, però bisognerebbe aprire. Poi Abano hanno approfittato Abano, no? Perché siccome Abano in questo momento è senza sindaco e c'è il commissario prefettizio, e allora hanno senza nessuna guida di carattere politico, hanno approfittato e quindi hanno aperto la caserma e metteranno 200 clandestini dentro. Certo, sicuramente, staremo a vedere. Io credo sia un tema che... Non cambieranno idea, perché... no, certo, affronteremo tutte le volte che viene in trasmissione il sindaco, e mi sembra di capire che è un problema che in tempi brevi non verrà risolto. Noi a Padova abbiamo ottenuto una battaglia che però è una battaglia da vasi comunicanti, cioè nel senso che quelli che hanno spostato poi dal Prandina sono andati da un'altra parte. Mi dispiace per gli altri sindaci, però ovviamente ogni sindaco fa la battaglia nel proprio territorio attraverso ordinanze, certo, attraverso le denunce. Prima di parlare dell'ospedale, che è un altro tema molto importante, la Prandina quando inizia a essere parcheggio? Allora, Io ho fatto il fazzolettino. La Prandina siamo in contatto con l'agenzia, ci vediamo a breve per poi questa permuta che dovremo portare avanti, ma insomma la trattativa è molto avanzata, nel senso che io ho chiesto già per iscritto la disponibilità, quindi aspetto la risposta da parte del demanio sull'utilizzo, che per noi è importante.
La Soprintendenza dei Beni Archeologici è stata settimana scorsa a fare una visita anche su nostra richiesta e della Soprintendenza, in modo da capire quelli che sono i vincoli dei fabbricati esistenti, perché ovviamente prima di acquistare vogliamo sapere ciò che può essere abbattuto e ciò che non può essere abbattuto, perché abbiamo l'intenzione comunque che tutti quei fabbricati che sono fronte strada, che erano ex scuderie di nessun tipo di valore di carattere architettonico, dovranno essere abbattute, perché vogliamo spostare la strada, spostarla dove c'erano le scuderie, in modo che si dia una maggiore dignità alle mura, perché lì è previsto comunque l'estimazione delle mura e attualmente la strada che corre lungo le mura verrà spostata all'interno del Prandina. Vedere, sindaco, qualche macchina che parcheggia all'interno è un segnale, insomma, che... Noi appena apriamo la disponibilità facciamo i lavori minimi ma la burocrazia per fare... che blocca tutte queste iniziative. Perché... Se pensiamo che noi in un anno che era Sindaco, tra il dire e il fare passa un'enormità. Allora, le dismissioni sono rimaste ferme per decine di anni, perché nessuno è riuscito a dismettere niente. Poi noi in un anno abbiamo fatto la dismissione della Barzon, abbiamo fatto la dismissione della Romagnoli, dove tra un paio di settimane presenteremo questo progetto di concorso di idee, ma concorso di idee vero, cioè chi vincerà realizzerà la progettazione della nuova zona residenziale a servizi e commerciale a Chiesa Nuova Romagnoli, quindi già là il quartiere sappia, chi ci ascolta, che noi concorderemo con la gente, con il quartiere, le infrastrutture, le opere pubbliche, la viabilità, e la farà in Vimit, questo, quindi una società pubblica che dipende dal Ministero, quindi ottime notizie da questo punto di vista. Nel giro di pochi mesi abbiamo già fatto molte dismissioni che da anni erano ferme. L'università si sta impegnando molto per acquistare la Piave, sulla Piave. Anche là c'è un problema di vincolo, nel senso che ovviamente il Ministero chiede il demanio al Comune una valorizzazione, perché non possono cederla gratuitamente. Allora col Rettore, con il sottosegretario Alfano, Gioacchino Alfano, e con il demanio stiamo valutando che operazione anche mettere sopra, in modo da renderla vantaggiosa la dismissione a favore dell'università. Cioè ci sono tante cose che stanno bollendo in pentola. Diciamo che quella più importante, direi, è proprio la Romagnoli. Perfetto. Poi perché è molto grande. Lei sa, sindaco... Abbiamo dimezzato i volumi, perché anche qua si parla sempre di cose senza saperle. Mediante una delibera del Comune abbiamo dimezzato le volumetrie previste all'interno della Romagnoli, quindi potranno eseguire il 50% dell'esistente, e quindi questo è importante. È come la procedura che stiamo facendo per Piazzale Boschetti adesso, dove abbiamo cancellato 17.000 metri cubi. Sono importanti tutte le opere che sono in programma, però la Boschetti, personalmente, parlo a titolo personale, è quella che mi affascina, perché voglio vedere davvero, sono stanco di passare di lì e vedere quei due, se possiamo definirli palazzi trasandati, e messi lì, anche brutto a vedere per la città di Padova. Va bene, allora staremo a vedere quello che succederà per quanto riguarda ovviamente il parcheggio della Prandina, sperando che, come diceva prima il sindaco Bitonci, sia agibile, abbiano i permessi per poter iniziare a essere usato per i cittadini. Andiamo in un tema invece che è l'argomento, credo che sia da 20 anni che è a Padova, sindaco, che è l'ospedale. L'ospedale è una storia che non ha più fine, si fa le voci che girando per la città, tanto non si farà mai, perché non costruiamo il vecchio sul nuovo, cioè perché non si fa questo, perché non si... Il morale della favola, la vera morale, è che siamo fermi da una vita per quanto riguarda l'ospedale, e ne abbiamo parlato da tanti anni con l'amministrazione precedente, colpa della regione, colpa di questo, e morale della favola, non è ancora posata la prima pietra. Andiamo a vedere il servizio e poi ne parliamo con il sindaco Massimo Bitonci. Quella del nuovo ospedale di Padova è una partita importante. In gioco c'è il futuro della sanità a livello regionale e come tale il tema non può non tenere banco nel dibattito cittadino. Si è tenuta ieri l'ultima riunione tecnica chiamata a scrivere l'accordo di programma, stabilendo definitivamente la collocazione del nuovo nosocomio in zona Padova Est, dietro il Net Center e la Chioene Arena, in un'area pubblico-privata di circa 500.000 metri quadri. Documento che poi dovrà essere approvato
singolarmente da parte di tutti gli enti coinvolti, regione, provincia, comune, azienda ospedaliera e università. Nulla di fatto però, tanto che il tavolo tecnico ha già fissato per il 7 ottobre un prossimo incontro e 10 giorni dopo la firma. La novità emersa è che l'accordo di programma non farà da variante urbanistica, che invece verrà approvata solo quando ci sarà il progetto preliminare del nuovo ospedale. Concretamente sarà quindi sufficiente una sola riunione in Consiglio per la ratifica a norma di statuto degli enti locali. L'altro fronte su cui l'amministrazione si sta muovendo è quello di far svincolare il prima possibile dalle ipoteche la parte dei terreni privati attualmente in mano alle banche, per cederli alla regione. Infatti, due sono le alternative possibili per il comune. Mettere subito a disposizione i terreni, chiudendo la parte che gli spetta del nuovo ospedale, o aspettare con il rischio che l'affare non vada in porto per mancanza di finanziamenti. Circostanza questa che lo chiamerebbe in causa con la Corte dei Conti per danno erariale, visto che i terreni valgono 11 milioni di euro. Per scongiurare ciò, pronta una clausola risolutoria che obblighi la Regione a restituire i terreni se per esempio entro 3 anni non progetta l'ospedale. Intanto la nuova data per validare la bozza finale dell'accordo è il 17 ottobre. Elisabetta Corazza ci ha spiegato com'è la situazione. Doveva esserci un incontro con la provincia, è saltato perché la provincia vuole farlo all'Allegri, Massimo Bitonci a Padova Est, Zanonato a Padova Ovest, c'è qualcuno che voleva fare il nuovo sul vecchio, non è della favola. Ma è una storia... Ho idea che non ne veniamo fuori qui. No, è una storia molto lunga, dico stasera ne veniamo fuori e sarà questa amministrazione che inaugurerà insieme col governatore Zaia e con Rizzuto la prima pietra. Lo dico proprio stasera che l'accordo di programma è praticamente scritto perché tutte le osservazioni ci ho lavorato sabato e domenica da solo, l'avvocato lo stesso per conto proprio e poi lunedì mattina ci siamo confrontati perché sono temi su cui io ovviamente non lascio fare agli altri, ovviamente per l'attività di consulenza che giustamente fanno gli avvocati, però l'accordo di programma, chi ci ascolta sappia, il sindaco l'ha visto virgola per virgola, scrivendo e commentando ogni passaggio su tutti i temi delicatissimi dell'accordo di programma, Ci può dire qualche punto che riguardano ciò che verrà realizzato, ma riguardano anche ciò che rimarrà su via Giustiniani, perché abbiamo voluto che nell'accordo sia scritto sia ciò che si fa e gli obblighi di tutti, ma anche ciò che rimarrà in via Giustiniani e ciò che verrà restituito alla città. Questo è il punto su cui stiamo dibattendo, ma siamo al 99%. Poi una inesattezza, dopo facciamo un po' di storia, 2 minuti di quello che è successo negli ultimi anni. Fermola, facciamo la pubblicità, sindaco. Ci prendiamo un goccetto d'acqua e poi, perché è un tema che è molto interessante, i nostri telespettatori lo ascolteranno con molta attenzione. Tra poco rimanete con noi.